Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata al Teatro Bellini di Napoli, feste della compagnia Famiglie Flutz. Scusa, il nuovo singolo di 21 Graffi, Chantal, l'ultima pubblicazione di Patrizia De Risi. In una maestosa villa sul mare tutto è pronto per la celebrazione di un matrimonio e della conseguente festa. Feste di Famiglie Flutz. Teatro Bellini di Napoli prosegue la tournée di Famiglie Flutz. Ne parliamo con il direttore artistico, uno dei direttori artistici che ci svela tutti i segreti di questo spettacolo molto ma molto particolare. Allora, noi siamo appunto la Famiglie Flutz e facciamo un teatro molto particolare, un teatro con maschere espressive che sembrano quasi dei personaggi clowneschi, senza l'uso della parola. E detta così sembra un po' una cosa un po' noiosa, e invece appunto siamo qui in questo teatro che anche stasera sarà quasi esaurito. Ed è uno spettacolo che emoziona, che fa ridere. Questa sera c'è una festa, però noi assistiamo a quello che succede dietro le quinte di questa festa, giusto all'improvviso, ed è una festa sul mare, però all'improvviso questo mare scompare e che cosa appare? Non voglio fare lo spoiler chiaramente, però sì, noi prendiamo sempre nei nostri spettacoli sempre un po' il backstage, quello che non si vede, quello che non si fa vedere. Anche in questo caso, invece della festa del matrimonio, dove ci sono tutte le persone eleganti, ricchi, che bevono champagne eccetera, noi spostiamo l'attenzione sul cortile dove le varie maestranze lavorano, sudano, si innamorano, perché la festa possa riuscire. Per fare questo tipo di spettacolo è molto importante la recitazione, ma che tipo di recitazione? Perché mimica facciale non ce n'è, perché gli attori hanno una maschera, però su che cosa si basa l'abilità del performer? Noi diciamo sempre che i nostri attori devono avere dei corpi che parlano, per cui dei corpi che hanno la capacità di trasformarsi in pochi secondi da un corpo di una vecchietta di 90 anni a quello di un bambino di 4. È vero che le performance sono tutte diverse l'una dall'altra, ma che cosa fa capire che un argomento è adatto per questo tipo di rappresentazione? Come si fa questa scelta? Noi diciamo sempre che la maschera, non avendo l'uso della parola, non può esprimere concetti ma emozioni, per cui noi, ed è per questo che i nostri spettacoli sono adatti per bambini, anziani, dalla Cina al Cile, noi esprimiamo emozioni, per cui le nostre scene, i nostri racconti si basano sulla gelosia, sulla rabbia. Dietro la villa si nasconde un cortile sporco e caotico dove il personale lavora senza sosta per cucinare e preparare. In un poetico equilibrio tra tragedia e comicità, gli adorabili personaggi di feste fanno del loro meglio per assicurare l'approvvigionamento e il perfetto funzionamento della magnifica casa sul mare. Condannati però a rimanere tra deboli e vinti, lottano per la loro dignità e il rispetto da parte dei ricchi padroni. Esistono anche dei caratteristi oppure no per questo tipo di compagnia? C'è chi è bravo magari a fare questo tipo di personaggio oppure no? C'è una interscambiabilità molto più elevata rispetto alle altre compagnie? Sì, cioè nel senso i nostri attori possono fare, per esempio, questo spettacolo è molto curioso perché alla fine c'è questa sorpresa del numero degli attori, perché questa è una delle particolarità e uno dei nostri lavori più marcati è quello di, per esempio, gli attori si possono scambiare la maschera e possono fare lo stesso personaggio senza che il pubblico se ne accorga. Per cui c'è una grande interscambiabilità e a volte alcuni dei nostri spettatori chiedono di vedere lo spettacolo da dietro le quinte per vedere cosa succede dietro, che è uno spettacolo nello spettacolo. Per esempio questa sera quanti personaggi e quanti attori ci sono? Questo sarebbe uno spoiler, però lo dico, sono 24 personaggi fatti da 3 attori. Incredibile, ragazzi, incredibili, io ve lo consiglio veramente. Ci parli invece del tuo percorso artistico, come mai hai scelto proprio questa compagnia? Mi sono reso conto che in Italia c'è un po' questo muro di vetro difficile per i giovani da rompere, per cui mi sono trasferito prima a New York, poi a Londra. E alla fine sono arrivato a Berlino dove in un teatro off, dove c'erano 30-40 spettatori, c'era questa compagnia che faceva all'epoca il Ristorante Immortale e io me ne sono innamorato, era per me perfetta. E poi io fondamentalmente, infatti il mio titolo è Clown Manager, perché ho questa poliedricità. Sì, e poi più che altro tutti mi dicono che sembro un clown senza il naso rosso, per cui mi sembrava perfetto fermarmi e da 22 anni sono
uno dei direttori della compagnia. Adesso che cosa consigli a un giovane che voglia intraprendere questa professione? Bisogna avere larghezza di vedute, come hai fatto tu 20 anni fa. Cosa è cambiato oggi? Quello che consiglio a tutti è imparare tanto le lingue, che è una cosa che agli italiani manca molto, e di viaggiare e allargarsi la mente, perché quello che secondo me un po' oggi manca in Italia è questa larga visione, e questa è una professione, la mia, quella di, come si può dire, organizzatore culturale, che manca. Perché soprattutto dopo la pandemia molti organizzatori, molte maestranze sono fuggite dal teatro, per cui c'è un grande bisogno ed è divertente. Però è vero che in Italia ci sono sempre gli stessi spettacoli, certe volte le stagioni ripropongono sempre gli stessi titoli, invece all'estero no. Londra, ma anche Berlino, ci sono anche dei testi originali in maggior misura. Che cosa ne pensi al riguardo? Purtroppo questo è un po' il limite dell'Italia, cioè che una generazione, una certa categoria, senza voler andare nello specifico e dire nomi, di persone e di artisti fanno fatica a mollare l'osso, per cui preferiscono adagiarsi sul conosciuto, su quello che loro sanno fare, e purtroppo non hanno dato spazio ai giovani, per cui ci sono compagnie, faccio un nome per tutti, Teatro Sotterraneo, che ha già vinto 2 Ubu come migliore produzione nazionale, che sono considerati giovani e hanno già più di 40 anni, per cui insomma è questo un po' il problema dell'Italia, un po' che la vecchia generazione dovrebbe mollare l'osso e dare l'opportunità ai giovani e meno giovani di far vedere quello che possono fare. C'è qualcosa che vi manca come compagnia? C'è qualche sogno nel cassetto che magari vi piacerebbe realizzare però non avete fatto? Forse sono 2, da un punto di vista geografico il Giappone, ancora non siamo stati, e secondo me come teatro il nostro approdo sarebbe al Milano al Piccolo. Però anche al Giappone c'è una cultura mimica poi del teatro, giusto? Quindi potrebbero essere sensibili a questa situazione. Ma infatti noi a novembre andiamo in tournée in Corea, per cui lanceremo un aeroplanino di carta e speriamo. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Grazie di averci seguito, cercate di venire a vedere uno dei nostri spettacoli in giro per l'Italia, e un saluto a tutti gli spettatori di Dietro le Quinte. L'ultimo lavoro di Patrizia De Risi ha come protagonista Chantal. Ascoltiamo l'intervista con l'autrice. Ultima pubblicazione di Patrizia De Risi, Chantal. Siamo subito curiosi di sapere innanzitutto dal mondo canoro a quello della scrittura e poi quest'idea particolare di quest'ultimo lavoro. Allora, cara Teresa, è sempre un piacere ritrovarti. Allora, sì, perché io sono un soprano e quindi vengo dal mondo della lirica, una parte della mia vita è stata dedicata al mondo del canto e poi anche all'insegnamento. Sono passata al mondo letterario e secondo me nulla accade per caso, perché avevo una tematica particolare da proporre agli altri. Una tematica molto sottolineata nei primi 2 libri, mentre ora in questo terzo, Chantal, è molto più soft. Però la musica comunque fa parte, anche come quella che stiamo ascoltando adesso, di Sting, dove praticamente la stessa protagonista, Chantal, proprio all'inizio del libro, si rifà a questa protagonista del video per riprendere e entrare in un mondo suo che era quello della fotografia invece. E adesso invece parliamo di un altro argomento che permea il libro ed è quello della violenza sulle donne, però è un altro tipo di violenza psicologica? Manipolazione. Perché a volte si parla nella cronaca, forse perché è anche più facile sbattere in cronaca un corpo mutilato, una donna uccisa, poverina straziata in vari modi, ma non è da sottovalutare la violenza psicologica. C'è donne che a volte senza rendersene conto vengono manipolate per fare poi delle cose che assolutamente loro non vogliono fare, come accade alla protagonista con suo marito morboso, che poi alla fine si rivela anche uno psicopatico
psicopatico e quindi insomma un uomo violento, ma è un crescendo, non è così all'inizio, dove lui la vuole perché vuole questa donna vergine e fa di tutto per averla, addirittura la sposa ai Caraibi, conscio anche della vulnerabilità di questa ragazza, ma poi si rivela ben altro. E a questo proposito vorrei farti un'altra domanda: come si concilia quindi l'amore con anche questo thriller, questo mistero, con questa situazione dark che c'è all'interno di questo libro? Sì, praticamente come diceva colui che mi ha inoltrato in questo mondo letterario, che devo ringraziare, Giuseppe Scaglione, che ha anche scritto la prefazione di questo mio libro, Chantal, praticamente c'è un po' di romance e un po' di noir, specie verso la fine. Romance perché chiaramente si parla dei sentimenti di introspezione di questa donna, di questa giovane donna, che è un po' poi alla fine l'introspezione di noi tutte donne, e quindi dell'amore che comunque lei nonostante tutto ricerca e della sua autodeterminazione a poter andare avanti. Grazie per essere stata con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Allora, è sempre un piacere stare qui con Teresa e col pubblico di Dietro le Quinte, e leggetelo perché vi catturerà. Grazie. Scusa è il nuovo singolo del cantautore 21 Graffi. Nel videoclip un non luogo come l'autogrill diventa metafora di un incontro con se stessi. 21 Graffi, ne parliamo subito dell'ultimo CD che si chiama Scusa. Come nasce quest'idea? Sì, scusa nasce dall'idea di voler chiedere proprio scusa ad una persona, quindi ho cercato di sviluppare praticamente testo, melodia, musica su questo, diciamo, elemento principale, cioè chiedere scusa direttamente ad una persona. Come farlo? Attraverso musica, attraverso testo, attraverso parole, e ho cercato di mettere tutto me stesso per poter riuscire praticamente a fare ciò. Quindi Scusa è un brano diretto che mira proprio a questo obiettivo. Parliamo adesso del tuo modo di fare musica. Se potessi dare una definizione, la tua musica di che tipo è? Una musica molto riflessiva, molto intima, è una musica che sento mia, è una musica d'esigenza, è una musica che penso sia talmente riflessiva perché riesco solamente in testi, strumenti, parole, ritrovare me stesso e la vera intimità che ho. Quindi è una musica molto, posso dire, personale, ecco. È un luogo dove io mi sento comodo, è un luogo di esigenza. Infatti questo brano è piuttosto intimo e proprio per questo cattura lo spettatore. Si discosta forse dalla produzione musicale odierna. Sì, è un brano che si discosta dalle attualità, è un brano che non segue, diciamo, l'onda di questo momento, no? È un brano molto, molto diverso, ecco, un brano sincero, vero, che si discosta totalmente dal mood, no, giovanile, proprio perché tocca, secondo me, un tema particolare, ecco, che viene affrontato, diciamo, in questo modo qui, con un sound, diciamo, un po' particolare, un sound che non rispecchia, diciamo, l'attualità. Spegnersi e dai, non lo sai, senza te non so cos'è l'amore, tu cosa ne sai di tutti i miei guai, c'è un ultimo sole che non vuole. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Grazie a voi, spero che il pezzo vi piaccia e ascoltatelo. Ciao! E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.